Nazionale, la Dunata e gli alpini nella terra del Piave, del Grappa, del Montello, oggi si parte ufficialmente, insomma un significato particolare? Beh, un significato particolare, una sede particolare, credo che l'associazione non avrebbe potuto trovare sede migliore che non quella appunto dell'area veneta friulana, insomma Dunata del Piave, insomma 100 anni da quella che è stata la Grande Guerra, da quelle che sono state quelle grandi battaglie, quella grande sofferenza nel 17 e poi quella grande vittoria che è stata nel 18 per riportare alla riunificazione e concludere quella che è stato comunque un momento e degli anni particolarmente tragici per quella che era la nostra nazione. Alpini in Armi e Associazione Nazionale Alpini, un duplice legame che rimane sempre forte e vitale. Duplice legame, ma un rapporto eccezionale con il Presidente e con tutti gli alpini di tutte le sezioni, di tutti i gruppi. Io devo ringraziare tutte le sezioni e i gruppi che regolarmente partecipano anche alla vita e sono sempre disponibili nel lanciare, nel seguire i progetti che i nostri reparti fanno, ad esempio anche all'estero, quando si è in Afghanistan, in Libano, in giro per il mondo con il recupero di fondi o di materiali da donare a popolazioni, a bambini, a ragazzini e ragazzine che sono sicuramente meno fortunati di quanto non lo siano i nostri ragazzi e i nostri figli. Questa rimane una terra di radicamento degli alpini, non c'è più la leva obbligatoria, come coinvolgere anche i giovani? Beh, chiaramente da quando la leva è stata sospesa, quello che era il nostro reclutamento a livello regionale è cambiato completamente. Noi oggi abbiamo alpini e alpine che arrivano da tutta Italia, anche dal centro-sud, ma non per questo sono meno validi degli alpini di allora, anzi sono ragazzi, uomini e donne che fanno il loro lavoro con grande professionalità, con grande serietà, si impegnano ogni giorno, si preparano ogni giorno per essere pronti alle sfide che il nostro governo ci assegna. Reintrodurre la leva obbligatoria? Ma io non credo che la reintroduzione della leva obbligatoria sarà una cosa possibile, invece quello che è sicuramente interessante e che è stato anche oggetto di diverse discussioni anche negli ultimi mesi, di quello che si parla della riforma del terzo settore, quindi del dare la possibilità a questi giovani ragazzi, uomini e donne, del partecipare in determinati cicli, in attività per essere preparati nel partecipare alla vita poi sociale del paese, quindi nell'ambito della protezione civile, nell'ambito del sociale, quindi ci sono parecchi progetti e speriamo che questi possano andare in porto per il bene di tutti ma soprattutto per il bene della nazione. Intanto godiamoci questa 90ª Dunata del Piave. Assolutamente sì, e che il tempo ci assista, ma indipendentemente dal tempo la Dunata è partita e quindi bello o brutto, insomma, non sarà sicuramente un grande successo.